Un protocollo d'intesa tra l'Istituto Comprensivo Andrea Camilleri di Favara e l'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia è stato firmato questa mattina nella sede di via Campagna dell'Istituto Scolastico dalla dirigente Rosetta Monreale e il questore di Agrigento Emanuele Ricifari, presidente nazionale della stessa associazione. Oggi possiamo definire questa data, il 15 giugno del 2023, una data storica, in quanto per la prima volta si sta mettendo in atto un protocollo d'intesa appunto con la Polizia di Stato, per far sì che la legalità venga toccata con mano, perché le azioni quotidiane vengono spese in classe, per far sì che poi tutto ciò che viene seminato a scuola venga fuori attraverso le azioni quotidiane degli alunni. I suoi alunni come si sono preparati a questa importante iniziativa? Diciamo che i nostri alunni non sono nuovi a queste iniziative, perché nel corso dell'anno scolastico ne facciamo parecchie, perché la scuola è presidio, oltre che della cultura, anche della legalità. Una scuola segno di legalità non solo all'interno delle mura, ma per tutto il territorio di competenza. Sì, infatti lo scopo della scuola è questo, far sì che tutte quelle competenze che vengono sviluppate a scuola vengano poi sviluppate fuori attraverso un pensiero critico, autonomo, perché tutto ciò che viene seminato a scuola deve essere speso fuori, loro devono essere i promotori della legalità, iniziando dalle azioni più semplici. Quindi ragazzi, non solo un percorso curriculare di italiano, storia e geografia, ma proprio educazione civica e legalità. Sì, perché la scuola adesso è una scuola, perché viviamo in una società repentina e quindi le competenze devono essere ferme, devono essere dei paletti, ed è fondamentale questo. Alla firma del protocollo d'intesa presente il vice prefetto Massimo Signorelli, il vice sindaco di Favara Antonio Liotta, tantissimi genitori e il collegio dei docenti a sancire questo importante momento per la scuola, un rapporto di collaborazione e una partnership importante inteso a rafforzare il legame dei cittadini, in questo caso dei giovani studenti, con le istituzioni per la diffusione della cultura della legalità e per approfondire anche la conoscenza sui temi della sicurezza. Il questore Emanuele Ricifari. Sì, perché è importante la riaffermazione del principio di legalità ed è importante che questa cominci a essere studiata, compresa, ci si formi a questo tipo di concetti già nelle scuole primarie e nelle secondarie, poi proseguire e approfondire per esempio gli aspetti costituzionali. Che cosa vuol dire questa collaborazione? Quali sono le azioni che porrete in essere? Ma sicuramente innanzitutto una collaborazione sotto il profilo didattico-formativo e poi delle iniziative che possano comunque aiutare gli studenti in formazione e le loro famiglie a applicazioni concrete del principio di legalità. La scuola non solo quindi italiano-matematica, ma anche legalità ed educazione civica. Ma la scuola non dovrebbe mai essere soltanto italiano e matematica. Italiano, matematica, storia, geografia purtroppo qualcuno l'ha eliminata dai piani di studio, perlomeno nelle scuole superiori, e secondo me impropriamente. Comunque sia, c'è tutta è la formazione alla cittadinanza, alla personalità che deve fornire anche la scuola, è una missione della scuola e noi che siamo società civile, istituzioni, dobbiamo garantire alla scuola gli strumenti per formare la cittadinanza attiva. Oggi è un'occasione straordinaria alla quale ovviamente non vogliamo mancare come istituzione prefettizia, non solo per il legame che abbiamo ovviamente con la Polizia di Stato, con la Questura, ma per la rilevanza di questo evento, di questa iniziativa che ben venga il signor Questore e la Questura di Agrigento sta portando avanti, inizialmente con questa istituzione scolastica, ma sono certo ovviamente con le altre istituzioni scolastiche della provincia che manifesteranno lo stesso interesse.